Buongiorno, vedo l'unico uomo in mezzo a tante donne. Tien botta, mi raccomando. E veramente grazie della vostra presenza. Come dicevo a Marianna, quando avete iniziative come queste, Palazzo Ferrofini è assolutamente a disposizione e quindi veramente benvenute. Spero siano giorni intensi e proficui qui a Venezia e che poi possiate riportare a casa nelle vostre comunità quello che appunto farete in questi giorni di formazione. Io mi auguro di rivedervi meglio per chi ci sarà sabato sera al Dimmela Cantando tappa veneziana e sicuramente il 17 sarò a Buie. Qualcos'altro da dire, Marianna? Vuoi trasmettere qualcosa? No, no, penso che la parte più importante sia appunto quella di Alessandro e che sicuramente quello che lui dice e come quello che lui dice e come lo dice, se robe che fa ricordare tante robe, fa ricordare tanto di quello che normalmente facciamo anche magari senza pensarghe, ma soprattutto riuscire a farlo in proiezione futura per riuscire a far sì che sta nostra lingua che comunque mi mette insieme, possa continuare a vivere e anzi spero a prosperare. Taglio e buon lavoro. Abbiamo un piccolo ricordo per voi, il Palazzo Ferrofini spiega la storia di questo palazzo e la stessa cosa a forma di dispensa per ciascuna di voi. Grazie. Un po' più bella per avere una foto, posso chiedere? Un secondo che vedo se c'è la collega. Questo va a finire nella Biblioteca Accademia che ormai conta 2000 volumi. Cos'è che ti dico, questo è quello più disegno formale, se voglio fare quello un po' più snello, bello. Grazie. Cioè, questo è stato un albergo fino agli anni. Anche Anna, vieni così da te, Venga. per le insegnanti, il libro, la brochure relativa alla storia. Vai, insomma. Dai. Guardate qui. Ottimo, Grazie. grazie a voi. Facciamo la visita Sì, del palazzo sì. velocemente. Facciamo velocemente un giro perché è giusto fare. Poi ci rendiamo conto, professore, che proprio 5 minuti e poi vengo anch'io volentieri. ci dedichiamo allo studio e al vero proposito di questi corsi. Cominciamo da giù. Cosa dici? Rimaniamo qua o andiamo giù? Giù, allora molto velocemente giù da dove siete arrivati, cioè dal Pracco da Mar, perché questo è il classico palazzo veneziano che ha due ingressi, l'ingresso da mar e l'ingresso da terra, cioè A comuni della regione del Veneto. Comuni che erano singoli. Quello è importante anche perché poi da lì c'è l'ingresso alla sala, l'aula consigliare che è il cuore pulsante di questa assemblea. L'aula consigliare che è il io chiudo. Magari altro.
Venite qua.
questa parte. E qui. No, la Presidente è andata via. Interattivi. Comando. Prova, prova. 1, 2, 3. Prova. Cazzo. Sì, il bassetto. Si sente? No. Sembra saldo. Bene, vi auguriamo buon lavoro e soprattutto buona permanenza all'Elezia. Grazie. Grazie. Ecco qua. Si sente? No, aspetta che adesso Davide tira su. Che strano stare così alto, così distante con tutte queste luci. Ecco, sì, smorzo questo perché sennò fa eco. Cosa vuoi? Qua? No. Come si fa a smorzare questo? Non riesco a smorzarlo, grazie. Come si fa a smorzarlo, quello? Mi sa che è sempre acceso quello centrale. Prova a parlare, Sandro? Sì? Però mi sento anche sento fiato eco.
so. Qua si sente benissimo. Boh, va bene. Ok. Allora, vedo che... Vado? Boh. Allora, benvenisti a tutti quanti. Tendenzialmente vorrei parlare in veneto. C'è un problema per qualcuno? In caso parliamo in inglese. No, parliamo anche in italiano. Ecco. No, perché Gavemo da abituarsi intanto a sentire il veneto, ognuno con la sua varietà, in contesti anche di insegnamento, in contesti anche istituzionali, e per farsi la reccia, ma non è una roba così nuova in realtà. Avevamo da rendersi conto che dentro sti paesi, ma non solo dentro sti paesi, sulle nostre case, parlo per il Veneto in questo caso, fin 30 anni fa non si parlava niente altro che veneto tutti quanti. Dopo in dei contesti esterni si parlava veneto, e in tanti posti ancora adesso si parla veneto anche dal dottor, parla veneto professori universitari, insomma, si capita a tutti quanti, no? Ma anche perché dobbiamo rendersi conto che il veneto, dal punto di vista linguistico, fa parte di una famiglia di lingue, che sono le lingue neolatine, e anche del fatto che il veneto in realtà è una varietà romanza, quindi neolatina, e che è fradeo dell'italiano, e non fioio. Se mi dicesse, no, l'italiano, dal punto di vista genealogico-linguistico, da dove vengo? Viene dal latino, sì, perfetto. Ma attraverso che fion del latino? In che zona nasce l'italiano? Ho visto che non interrogavo, invece scommesso subito queste domande. Dal Toscano. Dopo vedremo a cartina de Dante basata su divulgare eloquenzia. Perché dobbiamo da rendersi conto di cosa che è questa lingua prima di tutto. Dopo arriviamo in realtà a esperienze e a proposte. Vado avanti qua. Ok. Allora, prima di tutto bisogna che si domandiamo qual è il profilo della lingua, qual è se, quindi le azioni, dopo enumererò velocemente, del recupero della percezione della lingua, e a fine, cosa che si è fatto sempre nella prima parte, per produrre robe nuove in te lingua. Successivamente, in una seconda parte, che è qui, diciamo, il centro vero della questione, quindi andiamo per approssimazioni successive, praticamente le iniziative che si è fatto e quelle che si può fare per l'insegnamento del veneto, o meglio, per l'acquisizione del veneto con diverse modalità, in diversi settori. Dove? Scuola, chiaramente. Perché quando si parla di acquisition, in LPP vuol dire Language Planning and Policy, dunque la pianificazione linguistica, e le politiche linguistiche, cosa che si fa per recuperare una lingua o semplicemente per dare gli spazi che questa lingua per vero la che sempre avuto. E soprattutto analizzare la situazione attuale. E ora i tre assi del ragionamento sono status, corpus, acquisition. Quindi è status della lingua, come se chi parlanti percepisse la lingua, come se che la comunità accademica percepisse la lingua. Se è considerato un dialetto inutile, se è considerato un dialetto bello, se è considerato un dialetto che non ha mai avuto una letteratura, o se è considerato una lingua che può fare tutto. Ecco, in tutto questo spettro di possibilità bisogna mettere in mano per capire qual è la condizione attuale della lingua in generale, e dopo eventualmente, e qua parleremo in particolare dell'Istro Veneto, delle sue varietà interne. Bon. Dopo è l'aspetto del corpus, quindi cosa che fa parte del corpus della lingua, di tutta la lingua e o delle singole varietà, e infine cosa che si può fare in ottica dinamica verso il futuro per la acquisition, cioè come se che quelli che non sono ancora nasui, o quelli che si appena nasui, o nasesti o nati, come se che può acquisire questa lingua. Sapevi che in glotto didattica acquisition sia apprendimento formale, quindi dove che la persona che mi insegna ha l'intenzione di insegnarmi, questo è apprendimento, invece acquisizione in senso diciamo più specifico, l'acquisizione è tutto, acquisire una lingua. Una parte è l'apprendimento, dove quindi se c'è un insegnamento che c'è un apprendimento,
e il resto della acquisition, dell'acquisizione, è quando che si impara le robe anche senza incorrersi, senza il procedimento che si chiama noticing, cioè incorrersi che ti si deve imparare. Te assorbi, solo stando là. E è quello che fai i putei, sostanzialmente. E facciamo anche da adulti, sempre manco però, col tempo. A posto, quindi questo è il quadro. Però prima di tutto volevo farvi 2 o 3 domande. Prima domanda, siete tutti insegnanti, ma de primaria, de secondaria, posso domandarvi chi siete da primaria sulle mani? Ok, primaria, si so che avevo altri, scusami, sono gli anni taccai, però capisco più cosa che intendevo. Però reformulo. Chi siete che hai le classi fino alla, vorrei dire la quarta, avevo altri, ecco, e dopo quinta, sesta, settima, ok, quindi grosso modo che siamo. Circa corrisponde al nostro sistema. Capisco anche all'ottava, no? Sì, anche all'ottava, buon, perfetto. Quindi mi stanno godo prime, anche a me sono insegnante, insegno italiano, storia e geografia, e godo prime della secondaria e del primo grado, perché è ancora più complicato in Italia, che è la secondaria, ma se è del primo grado e del secondo, eccetera. Vabbè, non importa. Ecco, quindi savi meglio di me con la primaria, insomma i primi 5 anni vostri non ho, che abbiamo fatto dei progetti, ma principalmente le attività che sono state realizzate dall'Accademia, sono state fatte dall'Accademia della Buona Creanza, l'Accademia della Lingua Veneta, e sono state fatte per quei che attualmente negli ultimi 3 anni della vostra, appunto, della primaria, come si chiama? Primaria? Elementare, siamo elementare fin là. Ok, e quello, la vostra, questi 8 anni corrisponde in Italia al primo ciclo. Ecco, quindi gli ultimi 3 anni del primo ciclo che si è avviato per gli altri. Ecco. Allora, prima però bisogna che se... e le materie, lettere? Chi insegna lettere? Quindi italiano, storia, geografia. Altre materie, so, arte, musica, religione, matematica, scienze, altre robe. Cosa vuoi dire? Ok, ho capito, niente, siamo a casa, che no. Ma quindi altre attività, progetti singoli, come così riesco a rendermi conto, mese delle volte non sarà mai, quindi non so. No, niente? Tutte le lettere, solo lettere. Tutte. Tutte le materie, misti. Boh, ok, è per questo che non ve beccavo. Allora, come siamo con una piccola introduzione linguistica, cosa sia il Veneto? Se è una lingua neolatina, quindi che viene dal latino, che abbiamo detto, genealogicamente viene direttamente dal latino, non deriva dall'italiano o da altre lingue. E ha un codice di riferimento internazionale che è VEC, quindi sul sito dell'UNESCO, cerca VEC, trova il profilo della lingua veneta, che contiene anche l'istro veneto, tra le varietà. V'è anche sul sito dell'Ethnologue, che è appunto il cura un altro Atlante mondiale delle lingue, l'istro veneto fa parte appunto linguisticamente del Veneto. Il primo documento dell'area veneta è l'indovinello veronese. Qua abbiamo messo inizio IX secolo, in realtà è anche a fine VIII secolo, quindi parliamo dei tempi di Carlo Magno. Okay. Inizio dell'età carolingia in senso stretto, che è l'indovinello veronese, che è il primo documento che sui nostri libri di italiano spesso viene definito, quello che si chiama letteratura da Noantri, il secondo anno delle medie, e viene definito il primo documento della lingua italiana. No, perché se la lingua italiana è il toscano, Dante, il Fiorentino, Illustre, eccetera, e chiaramente l'indovinello veronese dei 500 anni prima di Dante, non può mica essere italiano, mi dispiace, no? Andiamo a vedere cose che lei linguisticamente si vede dei tratti che si vede ancora adesso in veronese, proprio nell'area del Veneto occidentale. Quindi bisogna pensare che bisogna mettere robe un po' insieme. Perché dicendo il termine dialetto, finché si dice dialetto padovan, dialetto visentin, può stare che dialetto istro-veneto, può stare che perché in realtà è varietà dentro il sistema della lingua veneta. Ma se si dice dialetto veneto, è come dire dialetto francese. No, non è possibile, perché genealogicamente le lingue tutte sorelle, il veneto è lingua sorella dell'italiano, del catalano, del spagnolo, castigliano, eccetera, del francese, e dopo, eventualmente, all'interno che sono le sue varietà. Da dove è che viene sta lingua, il nome della lingua? E viene dalla Venetia, però adesso ve la faccio vedere, quindi sta parte a salto.
esiste un secondo da ragionare su veneziano e veneto, perché bisogna mettersi in chiaro cosa che vuol dire e perché in inglese si chiama Venetian. Se uno legge Venetian in inglese dice vabbè vuol dire che sei veneziano. Ma cosa vuol dire veneziano? Andiamo a vederlo. E adesso andiamo a vedere perché. Andiamo a vedere perché, anche in greco, anche in... andiamo a vedere perché. È una questione in realtà storica, non è una questione... Insomma, il problema è la parola veneziana, cosa che vuol dire. E dove si parla ancora? Qua se solo, che ho messo 5 stati, parlando solo delle comunità, diciamo che ha impiantato la lingua da secoli, ok? O comunque l'ha impiantata in maniera originaria, dopo vedremo qua gli altri stati, però andiamo a parlare anche brevemente prima, non solo in Italia, in tutte e 3 regioni del nord-est, ma anche in Slovenia, in Croazia, a volte non serve che vi lo dica, però anche in Messico e anche in Brasile. Dopo andiamo a vederlo. Quanti sei i parlanti? Grosso modo 7 milioni, non che se statistiche, però a occhio e croce i parlanti attivi se 7 milioni. I parlanti interessati, potenziali, se il doppio, specialmente per il Brasile. Ok. Ecco il discorso dei soliti studenti che domandano ma perché secondo voi altri che se in Istria si parla veneto? Beh, in realtà tanti mi rispondono perché era la Repubblica di Venezia, giusto? Però se neanche andiamo in Drio, era la cartina che molase del grosso modo del 500, della massima espansione di Venezia, del Stato Veneto, della Repubblica Veneta, e però quindi vedi che dentro che sia Lombardia orientale che anche l'Istria, chiaramente. Ma se neanche andremo invece a 2000 anni fa, qua, catemo la Regio Decima di Ottaviano Augusto, il primo imperatore di Roma, che divide l'Italia in 11 regioni, la numero 10, peraltro la più grande, la si chiama Venetia et Istria e contiene l'Istria, ecco, che è geograficamente separata, ma la contiene. E ora qua dei soliti studenti che domando, ma come mai secondo voi che questa regione qua, vabbè, a parte l'Istria, che comunque abbiamo tenuto insieme, perché si chiama Venetia? E ora la risposta, diciamo, immediata, è perché sei Venezia, no? E perché non che sei Venezia 2000 anni fa, no? Come che sappiamo bene. E perché si chiamava già Venetia? E perché esante il primo secolo esiste in latino, anche prima, la parola venetiani, quando che Venetia è come città, no? Che sei. E perché in greco, anche quando che l'impero va avanti in Oriente, si chiama Venetica, che è la stessa, praticamente venetici sostanzialmente, però riguarda tutta la regione, perché in realtà semplicemente Venetia vuol dire dei veneti. Banale, vuol dire dei veneti, così come Gallia vuol dire dei galli, Venetia vuol dire dei veneti. Boh. Altre robe da dire? Sta cartina qua che avevamo fatto, che abbiamo sovrapposto grosso modo 2000 anni di storia. Vedi il bordo rosso della regione Veneto di Ancona, il bordo c'è un po' più chiaro, adesso purtroppo sto qua non si riesce a puntare bene, e il Veneto dal 1815 al 1866, quando che lei entra in Italia, quello è un azzurro più chiaro, non so se lo vedi, che è grande come il Veneto e il Friuli praticamente. Anzi, sta regione Veneto, che si è anche sugli Atlanti durante la Seconda Guerra Mondiale, il Veneto, fino alla istituzione delle regioni, nel 1970 la regione Veneto, e il Veneto era quello. Quindi quando si parla di immigrazione veneta in Brasile, c'è dentro anche i furlani, perché era veneti dal punto di vista, diciamo, amministrativo, in senso lato. Il bordo più grosso e più scuro è la massima espansione della Repubblica Veneta, grosso modo nel 1500, prima della Lega del Cambrai, e se neanche guardiamo la zona in verde, è la Regio Decima Venetia et Istria, quindi 2000 anni, e se guardiamo la diffusione ancora della lingua veneta, e bande con l'ornaranza. Quindi se mi guardo 2000 anni di storia e tengo focus qua, sei toccata robe che si chiama Veneto, Veneto, Veneti, e se mi andasse ancora più in drio rispetto alla Venetia et Istria di 2000 anni fa, e andasse in cerca di reperti dei Veneti antichi, li cattaria proprio in questa zona dell'attuale Veneto, sostanzialmente. A nord fino all'Agoe e a sud fino praticamente al Poesine, fino a Verona, fino a Oderzo, fino a Aquileia. E là cattaria reperti dei Veneti antichi che risale a 2800, 2900 anni fa.
Quindi per parlare di qualcosa che sia veneto, compresa la lingua, bisogna ragionare di sto nome degli ultimi 3.000 anni. Ecco la difficoltà di mettere insieme i tocchi, perché c'è tanto da mettere insieme. I posti dove si parla veneto, in particolare il Brasile e il Messico. Sapete che qua che è il Monte Grappa, provincia di Treviso e di Vicenza, però se si sta in Brasile qualche volta vi invito prima o dopo ad andare e potete cattare due comunità dove che è il Monte Grappa da Rio. Una è Nova Udine, i furlani che hanno dato il nome del posto, e a parte Veneta che hanno detto, anche che diamo il nome a montagna più alta, è alta 350 metri tipo, però che è il Monte Grappa. E dove è un altro Monte Grappa, secondo voi altri? Parea più grossa possibile? In Messico. In Messico, da Rio al Cipillo, che è una coineta che si chiama Monte Grappa, anche qui. Quindi che c'è 3, anzi 4 Monte Grappa in tel mondo. E dopo, sapete che c'è comunità che parla veneto in Argentina, in Venezuela, in Cile, in Australia, in Canada, e si fa iniziative anche là. Ecco in verde le lingue neolatine, che deriva dal latino, in blu le lingue slave, in rosso le lingue germaniche. Vedi che l'area veneta ha questa particolarità qua, che linguisticamente è seccata, storicamente, sul punto di incontro delle 3 macrofamiglie indoeuropee. Cioè siamo una lingua neolatina, il veneto è una lingua neolatina, che però a nord confina col mondo germanico e a est, o sarebbe meglio degli altri, confina col mondo slavo dal punto di vista linguistico. Par de pi, grazie alla potenza del dogado veneto e di Venezia, arriva via mare parole greghe, e che altra grande famiglia, diciamo, non è grande, però la famiglia greca arriva attraverso il mare. E questa roba ha un coefficiente di interesse abbastanza ampio, perché cattaremo di elementi anche germanici, oltre a parole di origine greca, dentro il Veneto. Per esempio il Piron, banalmente. No? Sapevi cosa è il Piron, no? Boh, perfetto. Cosa sia una lingua dal punto di vista, qua che abbiamo visto dal punto di vista genealogico, cioè la genealogia linguistica da dove viene dal latino direttamente, quindi non è fiore dell'italiano, semmai è sorella dell'italiano e del toscano. Dal punto di vista tipologico linguistico, cioè come se che ha una lingua, una lingua deve essere fatta da queste 4 robe qua. F de fonetica, L de lessico, che parole che doparito, disito forcheta o piron, no? Dico piron. E dal punto di vista fonologico, non so, careghetta che ho doppia o no? Fonologicamente non ha la doppia, ecco questa è una questione di suono. Morfologia, come se che mi costruisco le parole? A partire da un nome. Come faccio il diminutivo del nome là, di solito? In italiano si può dire casupola, in veneto non si può dire casupola, si dice casetta. Se dico casina, mi viene in mente che casina è un'altra roba. Capito? Boh. L'ultima roba qui è più importante, la sintasse. Come se che mi costruisco le frasi? Syntaxis in greco, mettere insieme, syntaxis in ordine. Come se che mi costruisco la frase? E se il veneto è diverso in tutte queste robe qua, e lo è, evidentemente il veneto, pur con delle diversità e a livello interno, è una lingua differente. Ma che il veneto sia genealogicamente una lingua differente dall'italiano è indubitabile, sicuro, e lo sa tutti. Che il veneto sia una lingua tipologicamente differente dall'italiano, cioè che la sua struttura interna, di questi 4 pilastri, sia diverso dall'italiano, parecchio diverso dall'italiano, o conferma a tutti no, che se nessun linguista, lo dico di nuovo, neanche un linguista, che dica che il veneto è un dialetto dell'italiano. Nessuni. Perché che abbiamo ancora dialetto? Perché è il terzo punto di analisi di questi 3 assi del lavoro. È il punto, quello più vicino al mondo politico, il punto sociopolitico. E il veneto viene considerato un dialetto perché per lei non si può fare certe robe in Veneto. Per esempio, in Veneto non si può fare il statuto del comune, non si può fare una legge del Regione Veneto scritta in Veneto, ma perché il Veneto non è buono, non li ha fa, non è in grado di farlo, o perché non si sa farlo?
Perché se non te me assi farlo e dopo te me disi che non so buon di farlo, ti dico, non so buon perché ti non te me assi. Voglio vedere che proprio il Veneto, con l'esperienza del Stato Veneto, che aveva statuti, commissione, tutto scritto in Veneto, dopo si arriva anche all'italiano e anche al latino contemporaneamente, però se è chiaro che il Veneto è zero in grado di fare anche diritto, legge, giurisprudenza, è evidente, forse è una delle poche lingue che era in grado di farlo, e però non si può dire adesso che non era buono di farlo, è evidente che è buono. E perché non lo fa? Perché per lei è impedio. Ecco, dal punto di vista sociolinguistico, chiaramente l'ha influenzata dalle scelte politiche. Ecco, quindi l'unico asse dove il Veneto viene contestato come lingua è quello sociopolitico. Però se ai stessi professori che dicono che il Veneto sia un dialetto, se che domanda, ma dal punto di vista genealogico è un dialetto? No. Dal punto di vista tipologico è un dialetto? No. E allora? La scienza dice che è una lingua, dopo se la politica vuol dire che sia un dialetto, vabbè, fin l'altro dì, fin quanti? 70 anni fa, le donne non potevano votare. E quindi? Era sbagliato, basta. Quindi se fin adesso che abbiamo detto che il Veneto sia un dialetto, è sbagliato, basta, bisogna dire che è una lingua, perché abbiamo capito che è un'assurdità dire che è un dialetto. Mi sembra abbastanza evidente, ma delle volte che vuoi infiare battaglia, ecco, per far capire robe più basilari. Stessa mappa di prima, andiamo avanti. Ecco qua, questo qua invece è il De Vulgare Eloquenza di Dante, 1305, e sapevi che per cercare quella che è la futura lingua italiana, anche se mica puoi sapere se funzionava o no, lui ha cercato un volgare illustre, curiale, aulico e cardinale, caratteristiche, diciamo, illustri, ecco, della lingua che aveva da trovare. Però che fosse volgare, cioè lingua del popolo. E prima di dire, anzi, le passa tutte e dice che nessuna delle lingue che esiste in Italia ha illustre, curiale, aulica e cardinale. Ma quello che non interessa niente, a parte quello, è che lui riconosce in Italia ad minus 14 lingue. Che se 14 lingue in Italia, una è quella dell'area veneta. Attenzione perché lui il censisse anche praticamente l'istriotto. Ok? No. Però vuol dire che in Italia, in il 1300, l'italiano non esisteva. Perché intanto se lui lo cerca e non lo cata vuol dire che non lo sa. E seconda roba, se Dante se il parla della lingua italiana è abbastanza vero, anche se dopo diciamo che l'italiano sta in grado di imporsi grazie anche a Bembo, e possiamo dire anche a Manzoni, vabbè, non stiamo a versare il discorso, se qualcuno di voi che ne parliamo dopo, però vuol dire che l'italiano 700 anni fa non era. Perché se no vuol dire che tutti gli altri, nessuno sapeva l'italiano, quindi o erano tutti muti o ognuno parlava la sua lingua, o no? Boh. Diffusione del Veneto in tutto il mondo. Qua vi faccio vedere grosso modo robe che sa evidente, però 3 rayon, più volendo, bisogna dire che anche in Sardegna, che è la comunità di Arborea, che sia anche in altre che sia diventato comune onorario del Veneto, e in Brasile, in Messico, Cipilo, ecco, e dopo vabbè, qua savi anche altri. E varietà del Veneto. Una roba particolare, che anche questa roba qua viene contestata, però viene contestata sui giornali, dopo sui manuali universitari a livello accademico non viene mai detto che non esiste. Il cosiddetto Veneto centrale, cioè il Veneto che ha tutte queste varietà qua, e va bene, cioè si ha quasi 4 milioni abbondanti di parlanti, quindi è evidente che sarà delle varietà interne. Però rispetto a altri cosiddetti dialetti, il Veneto ha una caratteristica particolare, che esiste il Veneto centrale, cioè esiste una varietà sovramunicipale che dentro ai manuali universitari di dialettologia, per esempio, viene chiamata coinè. Cioè, in Veneto esiste una coinè linguistica. Il Veneto è il caso tipico di coinè cosiddetta dialettale, cioè è parlata di diverse città e cittadine in dei secoli, dal 400 in avanti, e si è fondesto insieme, creando un enorme bacino maggioritario dal punto di vista della quantità dei parlanti, oltre il 50%, che parla praticamente la stessa roba. Solo chi che vive dentro si accorge della differenza tra un posto e l'altro. Boh. Come che vedi, non l'include il veneziano. Però il veneziano è fatto da guida in questo. C'è da discutere anche di questo, perché il veneziano stesso
è frutto di una coine. Se Venezia è un posto fondato, e se è vero storicamente, da chi che scampava progressivamente in dei secoli, comunque si è trasferito verso le lagune, sia per l'invasione barbarica ma anche per altri motivi del tempo, chiaramente a Venezia si è incontrato per la prima volta tutti insieme, casa drio casa, gente che abitava in Cadore e vicino a gente che abitava a Padova. E chiaramente a Venezia si è formato un processo, Ferguson, di coineizzazione, cioè le varie varietà venete si è cattata insieme sullo stesso posto e il veneziano è il prodotto dell'intercomprensione di queste varietà che si allivia a generare il veneziano. Quindi il veneziano stesso è il frutto dell'amalgama delle varietà venete. Dopo il farà appena che si consolida, si espanderà il Stato Veneto nel 1400 e sarà l'occasione di amalgamare linguisticamente il Veneto. Senza accademie, senza niente. Ok? Questa roba in Italia non è mai successa, in realtà, perché non è stata un'amalgama progressiva della popolazione, è stata una diffusione a ombrea, quindi a paracadute, gli intellettuali che hanno cominciato a parlare la lingua. Però ricordatevi che nel 1870 in Italia sapeva l'italiano il 2,5% della popolazione. Vuol dire uno ogni 40. Ed questi 2,5% della popolazione, in totale, 2/3 era solo in Toscana. Provai a immaginarle cosa vuol dire. 2/3 era in Toscana, vuol dire che fora sapeva l'italiano uno ogni 80 persone. E non è che qui andava a crompare le scarpe da scarparo e parlava in toscano letterario, perché noi eravamo buoni, Mi sono dell'88, ho 35 anni, e in casa non ho mai parlato italiano. E quindi, quanti degli altri che ha questa esperienza? Ma non per questo non siamo in grado di insegnare italiano. Manzoni, pensavo che casa parlassi in toscano? Con chi? Sapevi perché l'è andato a sciacquare i panni in Arno? O sapevo perché? Perché un attimo che io disemo i tosi che facevamo a 40 anni, 27 anni, sì, beh, ma cosa è successo in mezzo? Cioè, andiamo a vedere i suoi scritti anche linguistici, perché si occupa tanto, lui ha curato anche un dizionario, che è stato edito postumo da lui, dall'ex ministro, adesso non mi ricordo il nome, e nuovo dizionario, vocabolario della lingua italiana. E lui, visto che lui non aveva mai avuto l'occasione di imparare l'italiano e il toscano da madrelingua, cosa aveva fatto? Si è tolto una babysitter, diserissimo gli altri, per i fioi, toscana. E ciò, lui pensava che arrivasse una che parlava come Dante, e invece, no, è buono. Come è buono? C'è scritto buono su tutti i testi che abbiamo studiato, è scritto buono. Questa qua mi arriva e dice buono, nuovo. Perché? E quindi cosa che ha tocca fare? Cioè, pare vaise. Andare a vedere cosa che dice, se è mata ea, se è un ignorante, perché... o se anche gli intellettuali toscani dell'Ottocento, quindi a classe alta, parlava come sta qua. Sì, parlava come sta qua. Neanche diciamo buono, nuovo, anche se una roba buona, anche se una cosa buona in lingua italiana non è una buontà. Una cosa nuova non è una nuovità. Giusto? E perché esiste uo? Perché era in del 300. Noi imitiamo gli scritti del 300, insegniamo l'italiano basato sui scritti del 300, sa Machiavelli in del 500 e dice buono, nuovo, come bon e nuovo in Veneto, o nuovo addirittura. Ecco che niente si vogliono insegnare è il toscano del 300. Bisogna saperle queste robe. Se parlava del toscano vivo o del toscano morto, a fine che ha vinto il toscano morto perché non parlava. E quindi era bello cristallizzato e pronto da insegnare, perché gli era morto. Vengo un po' sconvolto. Però fa bene comunque, ogni tanto, fiate battarea, fa bene. Allora, sì che c'è tante varietà che abbiamo detto in terra, ma alla fine è sempre le stesse robe. Vedi io qua, Veneto Centrale è il posto dove si dice 5, ok? Ma se mi vado a Verona e dice 5 stesso. Se mi qua a Venezia vado fuori e che dico un spris e mi dice 5? Perché anche se c'è varietà interne che linguisticamente si è in grado di capire che è varia, se fermiamo sulla gran macro varietà, quella più grossa, diciamo, quella che a Reccia si sente subito, abbiamo 3 varietà del Veneto. Una è quella di qui che dice 5, una è quella rossa, e vedi che anche l'Istria che ne fa parte. Una parte è di qui che dice 5, con la Z del tsunami, per capirsi,
E una parte, quella in Zaio, dei pochi parlanti, grosso modo il 5% dei parlanti, a dice 5 con la th. E ora su sta parola qua, che c'è tre varietà possibili. Una si parla del 5%, 5, una grosso modo del 20, 5, e quella che dice 5 si parlava del 75% a Spagna dei parlanti. E tutto il Brasile dice 5. Era, abbiamo bisogno, come mi domandava la TV Capodistria, abbiamo bisogno di una standardizzazione. Oddio, se sei pronta sta roba qua, perché non devo parlare quello che sei già pronto? No, ecco. Adesso è assolutamente incredibile che qua sotto, cioè, se io capirmi, sicuramente sentì che non so da buie, ecco, neanche da un mago, e chi che sei veneziano sa che non so da Venezia, perfetto, però, se non sai che serve i sottotitoli sotto a capire cose che so da dire, no? Va bene. Quindi, e varietà in realtà è solo tre, e è sempre le stesse, e che tre là, non ne è tante altre. Se avevamo il beunese, paradossalmente, diventa do, e quei P super maggioritari è qui, anche se la th è proprio interessante, è la stessa del spagnolo. Se qualcuno di voi altri parla spagnolo, sapevi che 5 e 5, se va a Madrid dice 5, 5 in la plaza, e invece a Buenos Aires si dice 5 in la plaza. Se va a Beum dice 5 in piazza, e se va a Vicenza, a Verona, a Venezia, a Padova, a Buie, dice 5 in piazza. O no? Era così difficile, cioè se così ogni comune cambia, ogni famiglia, se mi sveglio mettendo il piede dritto, parlo in un modo, no, non è vero, se diciamo pregiudizi linguistici, chi che liga a favore, chi che liga contro, fermo fuori i pregiudizi, andiamo a vedere le carte in toia, andiamo a vedere. Quasi una sessione di robe a livello fonologico di diversità tra Veneto e, grosso modo, l'italiano, o meglio, derivando dal latino. Niente doppie, vai anche per voi altri. E il nesso C latino, città, cittadin, centro, cima. Se uno mi dice sono in centro e mega appena dito però voi in cima, è ora che c'è un'italianizzazione. Perché se voi in cima, è ora che centro, cittadin, 50, 5, piazza. Ok? Quindi anche questo che c'è da dire. Delle volte alcune varietà è solo perché sono una parola imito l'italiano, non si sa perché, e sono altre resto veneto, foneticamente parlando. Stessa roba la G, gente, zero, adesso a me mi insegna a dire giro, però zero, se la parola, andare in zero, è la parola che è corretta. Una delle poche diversità che avevo altri, a livello fonologico, è sta qua. Portico, manico, in tutto il resto della venetofonia, tutta, catare portico, manego, e attenzione che non c'è nient'altro che portico e manego. Quindi non si può dire che cambia dal comune a che altro, non è vero. Che se alcune varietà, tipo a vostra, che immediatamente, in maniera riconoscibile, fa una roba differente, ma non tanto diversa, perché dici manigo, ma tutti diciamo figo, amico, intrigo, è chiaro che sei partiti da là. Meraviglia, maraviglia, sto sbassamento è spesso in Veneto, però anche in veneziano si dice, non so, meravegia, però che c'è anche chi dice maravegia, per esempio. La L tagliata, parlavamo prima, no? A vocalizzazione della L. Dove c'è che cato a vocalizzazione della L? Cioè la L che tende a diventare E, gondolea, o sparire, gondo E, a seconda della vocale che si vicina, e a Catemo, torno in Drio, sua zona rossa, anche sul Rovigotto, devo escludere però parte del veronese. Dell'Adese sta L a tornadura, quindi vuoi dire, non so, una bella canzone, bon, e dove che sentirei dire una bella canzone, lo sentirei nel solalto visentin, sul beunesi sarà una bella canzone, ma per il resto, grosso modo, tutti quanti, Ido parlerà Bea, ok? Il suono sh non esiste, scemo diventa semo, giusto? No. Il gli non esiste, quindi i suoni dell'italiano che il Veneto non ha mai nessuna varietà, e il suono gli in italiano, che deriva dalla gli in latino, in Veneto diventa gli, o ancora in veneziano diventa g. E ora, parlando con chi che parla veneziano, spesso si è convinti che sia una caratura specifica del veneziano, se mi va in del 500, torniamo in giù dei 500 anni, catemo, e ora, attualmente si dice famiglia dappertutto, si dice fameggia in veneziano.
Se mi vado a guardare i testi del 1500 anni fa, catalò che in Padovan si diceva famiglia e in veneziano si diceva famiglia. E ora che c'è tutta sta varietà, no, bisogna che se cavemo dalla ignoranza del pregiudizio. Perché è vero che c'è tanta roba da studiare, però che se siamo buoni di studiare, dobbiamo vedere, sarà perfettamente normale che si possa dire famiglia e fameggia e che possa convivere queste due possibilità. Perché in italiano, come si dice famiglia? Tutti dice famiglia? Quanti sei che dice famiglia? Quanti sei? Che sei anche qui? Copemo? No? Teniamo lo stesso. Bon. Come che il discorso 5, che abbiamo visto in spagnolo, adesso vi domando, sto numero qua, come che si pronuncia in italiano? 5. E il 45% dei parlanti italiani dice 5, che altri dice? Siamo mai in corti. Non guardiamo mai a Rai, Mediaset, so che guardate. 5. I cittadini. E non so che cosa scomoda la Gorgia Toscana, perché la Gorgia Toscana è regione toscana, queste robe qua. 5. I cittadini, la civiltà. Come si scrive la civiltà? Mi spiego? Questo è C, mi penso. Sì, se godo a descriverlo, sì. E ora cosa succede? In italiano, scolasticamente, che insegniamo a scrivere in quel modo è. Dopo, a seconda di come che uno che gira, la pronuncia è diversa. E ora, o l'italiano è un dialetto perché cambia, o tutte le lingue cambiano, e quindi se anche il veneto il cambia, non so che diventa un dialetto per quello. E il paradosso, che dicevo anche prima la TV Capodistria, il paradosso è che niente conosciamo così bene la nostra lingua, che siamo in grado di fare che i pulsi, no? Di dire che questo sì, questo no. L'italiano, anche se lo insegniamo, per primo, non lo conosciamo così bene. È un paradosso. Perché per sapere l'italiano corretto, dal punto di vista della pronuncia, parlo, e bisogna studiare addizione. Bisogna fare teatro. O come nel caso mio, ho studiato addizione per il canto lirico. E quindi l'italiano cambia? Sì. Lo insegniamo lo stesso? Sì. Quindi se anche il veneto, compreso l'istro veneto, il cambia, puoi insegnare lo stesso? Sì. Se può. Sparizione delle consonanti, vabbè, robe che sappiamo. I primi studi che abbiamo fatto era sto manuale universitario, che è... Oh, signor benedetto. Beh no, ma sì, mezz'oretta, finimo, anche perché vorrei i vostri contributi, le vostre domande, solo tutto questa parte finale, però questa parte introduttiva mi sembrava importante per fare l'insoasamento, l'inquadramento della questione. Sto qua è il primo manuale universitario scritto in lingua veneta, parlando che varietà è il veneto centrale, okay? Come proposta del macro standard. Il stesso è il teorisa dentro il multistandard, cioè che ogni varietà la possa scrivere esattamente la sua propria varietà. Ognuno scrive ed opera il suo. Dopo, chiaramente, se si volesse, come mi ha domandato, generare un standard dell'istro veneto, se si ritiene che sia necessario si può farlo, si può dare di indicazione, che non vuol dire che non si può cambiarlo, che non vuol dire che non si può impedire che è roba là. Però quando che su tutti i dizionari di istro veneto cato la parola balanza e mi dici bilancia, quello non va bene, che se poco da fare, ma mi dico così. Insomma, benedetti, cioè, mi invento la parola a me. Però se su tutti i dizionari è quello, se a C diventa S perché dico 5 e non dico, bisogna fare un'opera di poesia e mettere in ordine le robe. Purtroppo è quello. Quindi se è vero che se parla, mi parlo così, però come che in italiano progressivamente seguiamo corretto rispetto alle nostre abitudini, pensate a concordanza ad sensum, no? La maggior parte sono andati, no, la maggior parte è singolare, quindi mi piace che te lo dici se te vuoi dire a tua mamma, a tua nonna, a tua sorella, a tua morosa, ben, o a tuo papà, a tuo marito, a tuo fratello, a tuo figlio, ben, però non ti puoi insegnare questa roba qua, perché sei sbagliato, giusto? E ora, come che in italiano, che abbiamo snetta su, che abbiamo anche negli altri, e che abbiamo sguardato e strasse in dell'arno, diciamo che abbiamo possibilità, anzi, conviene farlo anche, non dico in laguna, ma insomma, in del mar comune che abbiamo in mezzo. Primo studio universitario, 2016, vedi, Università di Francoforte, che abbiamo studiato il confronto tra veneto, francese, portoghese, catalano, romeno, portoghese e spagnolo,
in modo da vedere il Veneto come che si inserisse in sto quadro qua. Che avevamo fatto la Pimpa va a Venezia, è stato doparà anche là a Buie, che abbiamo fatto delle piccole attività su quei testi là, poi ve ne parlo, tutto in Veneto, anzi in particolare qua, visto che sei a Venezia, che abbiamo fatto in veneziano, okay? Quindi anche per far vedere che si può scrivere in tutte le varietà. Nel 2017, in occasione della giornata mondiale UNESCO della lingua mare, che abbiamo fatto il primo convegno internazionale sulla lingua veneta, vedi docenti universitari di Padova, di Venezia, il professor Mosley dell'UNESCO, che ha curato l'Atlante mondiale delle lingue dell'UNESCO, e parlistro veneto la professoressa Todorovic, e dal Galles, Paesi Bassi, insomma abbiamo fatto veramente un bel convegno. Alla fine 2017 è stata ufficializzata dalla Commissione Grafia, la seconda Commissione Grafia, la nuova grafia ufficiale della lingua veneta, che è la grafia internazionale del Veneto moderno, e che è quella che si può adoperare per descrivere qualsiasi varietà. Questo qua è il sito linguaveneta.net del Consiglio regionale del Veneto, e dentro seccata varie risorse sulla lingua veneta, ma soprattutto, per quello che so dirvi, appunto seccata l'alfabeto moderno della lingua veneta. Perché moderno? Perché sono miei anni di storia della lingua veneta e ciò, la scrittura cambia in tante volte. Questo è normale. Altri pensano che la Divina Commedia di Dante fosse scritta come che si stampava sui nostri libri di letteratura? Sua prima edizione a stampa, l'Edizio Princeps de Foligno, 1472, nel mezzo del cammin di nostra vita, è scritto cammin con M solo, e mezzo che versione là è scritto con una Z solo, e sonante è scritto con C a sedia, nata da pochi anni dopo. E non è quella di Dante, perché non abbiamo niente di autografo di Dante. E ricostruendo come che si scriveva il toscano del 300, e guardando anche i testi veneti del 300, de sicuro non è come che sia sui nostri libri. E ora cosa si è fatto? L'italiano, senza dirlo, è fatto riforme linguistiche. Come è che si scrive? Il tedesco le aveva fatte? Sì. L'inglese che ha ossessionato e fatto riforme? Sì. Se cerchi l'Oxford Dictionary of English, che è quello che è anche il censimento storico delle parole, che te sede versioni diverse della parola heart. Adesso che c'è tendenzialmente una pronuncia standard, un modo esatto di scrivere, là si censio sedase modi diversi di scrivere e di conseguenza quasi sempre anche di pronunciare che parola là. Quindi si dà la necessità in tel tempo, ma non adesso, in realtà dagli anni 70, quando che per esempio se non su la L tagliata, e adesso mi capisco che tante volte mi viene date dei meriti che non ho, ma anche delle colpe, però anni altri dell'Accademia abbiamo fatte queste robe qua. L'uso della L tagliata, che mi sia a fine anni 70. Quindi, tutte e due le commissioni grafia istituite dalla Regione Veneto, tutte e due e che adoperà un principio descrittivo. Cioè se dico piazza, si scriverà piazza, se dico piazza, si scriverà piazza, se dico piazza, si scriverà piazza. E i membri di queste commissioni, la prima dico per esempio, che sarà diese tra professori universitari e altri esperti di altro tipo, e parliamo di Cortellazzo, Canepari, Zamboni, chi che ha fatto studi linguistici e sa di chi che studia parlare, e che adotta un punto di vista descrittivo, cioè ogni varietà ha da poter essere descritta autonomamente, e sta roba dal mio punto di vista è molto veneta, perché ognuno ha la sua autonomia linguistica e non va a cavare niente del fatto che i pilastri della lingua sono solidi. Non so che perché descrivo diversamente e ora è un'altra lingua, no, è una fesseria quella. I pilastri sono talmente solidi che puoi massarsi alla libertà repubblicana che ognuno scrive quello che dice lui, purché il parli puito, che non dica che eresie, no? Ecco. Così anche a Telegram in Veneto, LibreOffice in Veneto, se vuoi doparare, se doparare Word, che a pagamento, se vuoi, che è LibreOffice in Veneto, e ora c'è scritto descarga, c'è scritto versi la diapositiva, sarà il documento, ok, è fatto in macro standard, però il che è LibreOffice, che è l'Office gratuito praticamente, non da Microsoft, ma quello open source, è che è. E a questo parlare del Veneto anche in Cina, è capitato di fare anche questo. In Brasile abbiamo fatto il primo corso di Veneto a livello universitario, quindi se puoi farlo, pian pianetto si darà anche qua. Questa cosa voda perché? Boh.
E grammatica da scarsea della lingua veneta, fatta anche qua con l'Università Federale di Santa Maria, là in Brasile. Il secondo convegno sulla lingua veneta, ok. La maratona veneta, che se sento e roti video su internet gratuiti sulla lingua veneta, e può essere usata anche come risorse, i ciapa singole parole e gli anaisa, ok. Se qualcuno di voi che se vuole un link tree, che se vari link di varie robe, in caso dopo tramite Marianna eventualmente posso passarvi una parte di queste robe. Veniamo al clou della questione. Avete domande fin qua? Poste, domande, perplessità, arrabbiature, affrancamenti? Dica. Simia. Scimmia. Non può essere. Che non je sais. Ah, brava, sì, sì, no, aspetta. No, non go troppo torto. Eh? Non go troppo torto, perché No, adesso ti spiego. In realtà, sì, mi ricordo sta roba. E ne parlaimo riguardo di una canzone dell'Istro Veneto, non mi ricordo di chi, che doparava veramente la S, allora, non è una S, non è una S palatale, è una S impostata in maniera diversa. Vi spiego. La S che niente che io mi in mente è la S dell'italiano. La S dell'italiano a ponta, a lingua si imponta insieme. Sì. Questa è la S dell'italiano. Sì. Sa il Veneto de qua, che sei una mesa via, è più basso, e dice sì. La S è risada da drio i denti sotto, non su quei sopra. È sempre una S, ma è diversa. In realtà, anche amico memoria de qua, è una S molto più pastosa. È una S, non è una S, in realtà. È una S con una lieve lateralizzazione che fa sembrare S, ma se devi analizzarla con praticamente tipo con una tomografia, cioè vedi il piano sagittale come che si muove, non è una S palatale. È una S, ecco, che ha una caratura diversa, che a reccia sembra palatale, ma non lo è sempre una S. Dopo le robe va a studiare in complesso, e non si può escludere che in passato esistesse la S come suono, però attualmente non la è. Ecco. Quindi è una S un filo differente. Che significa che sei disposto a giurare che il Veneto ha le doppie, perché sente la S fissa. È vero che è più fissa della S dell'italiano. La S dell'italiano è in ponta, la S del Veneto è verso il dadrio della lingua. E assomiglia più largota, in effetti. E ora uno la sentendo è che somiglia che sia una geminata, ma non che sia geminata in Veneto, non che sia doppia. Ecco. Altre domande? Boh. Allora, language planning and policy, pianificazione e politiche linguistiche. Come che vi dicevo, i tre assi sono status, corpus, acquisition. Quindi tutte le robe che avevo fatto vedere prima riguarda sostanzialmente la status della lingua, cioè che percezione abbiamo della lingua dal punto di vista genealogico, dal punto di vista tipoeosico e dal punto di vista sociolinguistico. Abbiamo capito, o la popolazione gaia ha capito, che il Veneto è una lingua diversa dal punto di vista tipoeosico, cioè che ha caratteristiche diverse, che c'è tante altre robe da dire, però questi intanto. Le persone gaia capito che il Veneto non deriva dall'italiano? Ok. Pian pianetto si gava a far capire queste robe. Perché? Perché se vuoi insegnarlo, il Veneto, bisogna fare anche dei passaggi verso l'acquisizione, però bisogna anche spiegare alle persone perché ha senso parlare della lingua e di conseguenza perché ha senso insegnarla e come che si può insegnarla. La cosa che serve anche, perché se pensiamo di trasmettere un patrimonio dicendo che non serve a niente o pensando a noi stessi che non serve a niente, è del tempo tratto via. Oltre che un errore, perché serve davvero, in realtà. E ora, differenza acquisizione linguistica e apprendimento, che abbiamo già detto. L'apprendimento è quando che è insegnamento, e il resto invece è acquisizione anche spontanea. Sull'asse del come che si acquisisce, cioè come si trasferimo questa lingua in tel tempo, il cosa. La lingua può essere doparata come contenuto e può essere doparata anche come meso. Mi potrei insegnare matematica in Istro Veneto, perché
perché 5 e 5 fa sempre 10, non è che se lo dico in Veneto e fa un altro numero, giusto? Bon, se podría liberamente, tra l'altro il primo trattato di algebra, anzi no di algebra, ma che sia una parte anche di algebra, insomma di aritmetica, è l'arte dell'abaco del 1473, anche dito l'aritmetica di Treviso, è il primo a livello mondiale, ed è qua, è scritto desena, centenaro, e spiega come che si fa il calcolo. Non so, robe da poco. Come se che si può insegnare? Intanto sul piano pedagogico, di conseguenza a scuola, dopo però bisogna ricordarsi che si può insegnare anche in andragogia agli adulti, pedagogia, andragogia, insegnamento agli adulti. E metodologie quasi, stesse dell'apprendimento delle lingue straniere, delle lingue foreste. Si può insegnare l'inglese col metodo Grammaticae, come che si fa insegnando il latino, per esempio, e ora chi ha studiato latino, 99%, 98% non ha mai parlato latino. E ora è puramente grammaticale. Mi ho avuto la fortuna ai superiori che a me scuola faceva la sperimentazione del metodo scandinavo. Di conseguenza la prima interrogazione del latino a ottobre della prima superiore che abbiamo parlato in latino, con i rudimenti di quello che sapevamo, però Roma in Italia Est, Italia in Europa Est. Però al manco non ti parlavamo, no? Bon. E quindi per una lingua patrimonio che può essere conosciuta da tutti gli studenti della classe, perché anche quello bisogna considerarlo. Come anche no, qualcuno potrebbe non conoscere la lingua, a seconda della quantità e della tipologia, si può variare l'approccio. Per esempio, si può sfruttare le competenze dei parlanti istro-veneto e fare una mini flipped classroom con dei rudimentari dialoghi, quindi metodo comunicativo, creando dei dialoghi, domandando di mimare, si può fare una gamification, ne parleremo sulle prossime slide, domandando che chi che sa la parola mima la parola per gli altri. Quindi si può valorizzare anche le diversità di competenza linguistica. Chiaramente si può coinvolgere anche altre lingue che uno conosce o uno non conosce. Interscrivere qualsiasi lingua, quanto bello non sarebbe che facendo italiano si potesse confrontare la grammatica del Veneto con quella dell'italiano, nelle singole varietà. E confrontare per esempio la grammatica dell'inglese con quella del Veneto. So che è una roba strana, però si può fare anche quello. Pensai ai verbi frasai, che sui nostri libri di scuola sono i verbi sintagmatici, non so se avevi presente la categoria, far su per costruire, no? Guarda caso in inglese, cosa si dice build, che sono proprio up, capito? E cosa esiste qua? È una roba che esiste in Veneto, esiste in inglese, non esiste in italiano per esempio, non esiste in francese. Ecco, magari altri esempi che si può fare, se vuoi ve ne dico degli altri dopo. Comunicativo, intercomprensione, quindi il rapporto tra una lingua e che altra, anche a livello del suono, e a livello di ortografia, si può fare veramente tante robe. CLIL, dicevo prima, si può fare matematica in Veneto, ma si può soprattutto magari fare, non so, geografia, fare dei singole unità e, se voglio, costruire dei materiali per fare delle singole unità anche di insegnamento di storia veneta, per esempio, in Veneto, con materiali già pronti, scritti in Veneto, da poter doparare. Chiaramente dopo sarà prodotti in Veneto centrale, ma niente impedisse, come che d'altronde l'insegnante spesso che tocca fare per personalizzare i percorsi, niente impedisse di personalizzare anche l'aspetto linguistico, di fare oppure di creare un piccolo team che va a portare all'Istro Veneto i testi, doparare studenti più esperti in tea lingua perché i diventa tutor degli altri, fare un progetto di traduzione, magari ne parliamo adesso, progettualità anche interdisciplinare con la lingua, musica, arte, quante robe si può fare con la musica, o anche in italiano quante robe si può fare a livello teatro, ma insomma adesso ne parliamo. Cosa sì che si è fatto invece per l'insegnamento formale? E ora in Veneto che avevo doparà, Mariano posso domandare se mi porti qua il mesaino, che ho dentro, grazie scusami, che ho dentro un po' di roba da farvi vedere. Percorsi linguistici veneti e di cosa
di cosa si parla? Lei è un percorso, grazie. Percorsi linguistici veneti, su quale è un manuetto che abbiamo usato parase da 5 anni scolastici che facciamo sta roba, è un percorso da 5 a 7 lezioni a seconda delle scuole, di introduzione al Veneto, dal punto di vista storico, sì, ma soprattutto proprio dal punto di vista linguistico, come che gli articoli, non so, gli aggettivi fondamentali, i colori, i numeri, e come che si forma il singolare e il plurale. Quindi come che si formano i verbi? Per esempio, la terza persona singolare del verbo guardar. L'uel, guarda. Lori, i, guarda. In tutta la venetofonia, stavano così in italiano, lui guarda e si guarda. No, e si guardano. L'unica lingua del panorama neolatin che ha la terza singolare e la terza plurale sempre identiche è il veneto. Sempre identiche. Ecco perché non si può dire guarda solo, non si può dire, bisogna dire lu, perché sennò non si capisce chi che l'è. E che altre lingue è che ha il soggetto obbligatoriamente espresso? L'italiano? No. L'italiano no, perché l'italiano, ogni voce verbale è diversa. Io guardo, tu guardi, egli guarda, noi guardiamo, voi guardate e si guardano. Sì e voce, sì e morfologie diverse. In Veneto non succede sta roba qua. Tante volte guardi dici, vai in capavi altri. In Veneto centrale, anzi in Veneto base, diciamo, mi son, te si, qua guardi che ti son. Mi son, te si, lui il ze. E qua. Gli altri semo, gli altri sì, lo rise. Ecco, nella verità mia, de sì e vose, do e do e a coppie. E se è chiaro che è necessario avere dopo il soggetto, avere prima il soggetto espresso. Che altre lingue fai così? L'inglese, il francese, il tedesco. L'italiano non fa sta roba, il spagnolo non fa sta roba. Esatto, sta roba qua vuol dire che il parlante istro-veneto, e veneto in generale, dentro la sua testa ha una formetta pronta che si chiama vara che il soggetto serve. Non te puoi ometterlo. Quando che l'imparerà l'inglese sarà sicuramente facilita. Ecco cosa che è l'approccio interlinguistico. L'intercomprensione sta qua. Sfruttare il patrimonio che ho, no trandolo via, doparandolo, facendo vedere che davvero serve, però chiaramente non anche prima che da vedere con i nostri occhi che serve davvero. E questo è un esempio. Come se che dicevi altri sto andando a casa? Volete dopo il gerundio, se mi fatemi ricordare. In tutto il resto del Veneto mi riservaria di fare qualche indagine, però si dice son drio, no? Bon, son driondar. Qui è che forma là, mi son driondar, non so, mi a son drio partir, anzi, è la stessa struttura del francese. Moi, je suis en train de partir. Être en train de, esser drio. È esattamente la stessa struttura del francese. Ecco che chiaramente spiego sta roba e dice, però, vedo, saremo mia sta roba qua. I verbi frasai avvicinano all'inglese, eccetera, eccetera. Insegnamento formale della lingua, quindi, anche con una spiegazione, una significazione, cioè spiegare che è veramente è utile, che veramente è importante, non solo perché è la lingua patrimonio, ma anche perché ha un'utilità intrinseca. E anche perché il nostro cervello l'è fatto per imparare più lingue, le crea apposta per imparare più lingue. Il cervello del tosato bilingue, specialmente se entro i 6 anni, cioè l'impara a casa, l'acquisisse casa, 2 lingue, e è un cervello tanto più efficiente di un cervello monolingue. Cioè, il capisse meglio come che uno con 2 occhi che vede meglio che con un occhio solo. 2 lingue è la stereofonia del cervello, dell'acquisizione. Te riesci a sentire differenze, te riesci a gestirle. E sei sicuro dal punto di vista neurolinguistico che chi che è bilingue ha una velocità e una flessibilità mentale che favorisce anche il calcolo matematico. Non è solo un beneficio, te sei una lingua in più e ora ti sarai più bravo a imparare altre lingue. In realtà ti sei più bravo solo a imparare altre lingue che somiglia, ma anche a qualsiasi altra lingua, perché il cervello si abitua
a adoperare sia il Piron che la forchetta sullo stesso coso, che il Piron, scusami, che sia il Piron che la forchetta, che era sbagliato, ma è giusto, e lei è abituata a gestire la diversità. Dopo parliamo tanto, anche giustamente, di inclusione, di diversità, eccetera, però vogliamo occupare le lingue. Non c'è anche qui una diversità, e peraltro ricordiamo che questa diversità linguistica che è il Veneto ha messo bei miei anni su spae. È come trar basso o sperare che crepe un albero che ha miei anni. Solo un po' rocampo spera una roba del genere. Però c'è anche qualche politico che riesce a far meglio. Vabbè. Storia della lingua dei Veneti è stata inaugurata qua dentro, in Consiglio regionale, qua, da basso, proprio sulla sala d'entrata. Sta mostra, che dopo vi faccio vedere, e l'archivio, la Pimpa va a Venezia, vi cosa detto, l'archivio di letteratura veneta online è un'iniziativa recente, adesso vi faccio vedere, e che c'è delle risorse online, è una selezione di 100 opere in lingua veneta di diverse varietà. Dentro che abbiamo messo anche 2 canzoni dell'Istro Veneto, perché fa parte del corpus appunto della lingua veneta. Quindi insegnamento dal marzo 2018 che abbiamo attaccato a fare insegnamento del Veneto su scuole. Il progetto è partito, dopo si è fermato, è partito su altre scuole, e dopo alla fine l'insegnante si è accorto che era una roba utile perché gli studenti che richiede di saperlo. Ecco, e vedere gli studenti che fa volentieri lezione del Veneto, descrizione del papagaio, le varie robe che facciamo fare, l'intervista ai genitori per le date di nascita, così te impara i numeri, impara le frasi base, le routine in classe, posso versare a finestra, a pagina 12, ecco, tutte queste robe qua che fa parte dell'insegnamento della lingua solitamente foresta, paradossalmente per le lingue patrimonio, come il Veneto, dove che siamo di fronte a un processo di lenta alienazione della lingua, che la lingua, che per altri è una lingua propria, per i più giovani, se non sia trasmissione intergenerazionale, diventa una lingua foresta e ne toccherà lavorare così. Dopo che si di benefici delle volte di imparare una lingua come lingua foresta, anche se sia tua, perché ti cominci a strutturare un po' il pensiero sulla lingua. Per esempio, sul pannello 19 della mostra Storia della lingua dei Veneti, che sia appunto il Veneto parlante del mondo, chiaramente che sia anche l'Istria. Anzi, è scritto proprio Festival Istro Veneto, e dimmela cantando, quindi che sì, ecco. Questa qua che ha fatto, che è un portanca là nella comunità italiana là a Buie, è stata portata in varie scuole, teatri, ville venete, qua in Veneto, in provincia di Vicenza, del Treviso e qua a Venezia. Archivio di letteratura veneta online, un progetto finanziato parzialmente da Regione Veneto, quindi 100 opere rappresentative della lingua veneta in diverse varietà, ma anche in diverse tipologie. Un trattato di astronomia in Veneto esiste? Sì. È scritto in veneziano? No, è scritto in padovano. L'aritmetica del Treviso, chiaramente, ha un riferimento verso il trevisano dal punto di vista linguistico. La commedia dei Goldoni, chiaramente, è in veneziano, però non è solo il veneziano, che è in calciosotto, anche se il calciosotto fa parte del veneziano linguisticamente. Bon. E Giacomino da Verona, 60 anni prima di Divina Commedia, scrive delle Babilonia civitate infernali e dei Gerusalemme celesti. E quindi cosa c'è? L'inferno e il paradiso descritti in veronese del 200. Che c'è traduzione della Bibbia, che c'è trattati di teologia, in veneziano per esempio, che è il primo trattato scritto in veneziano, trattato internazionale, è del 1207, Dante è nato 58 anni dopo. Quindi che è materiale incredibile. L'opera, quella in veneziano, è un trattato di storia dell'arte, che viene anche di storia dell'arte, di Marco Boschini, 1660, la carta del navigar pittoresco, e in versi, e lungo una volta e mesa Divina Commedia. Ed è tutto in Veneto. E lui dice, sulla prefazione all'edizione, il dice, in me domandà perché ho scritto in Veneto e non in toscano. E lui ha detto, ha scritto proprio queste parole qua, mi che sono veneziano e parlo di pittori veneziani. E per veneziani intendeva anche, chiaramente, Giorgione, che era da Castelfranco, il veronese, Tiziano, che era da Cadorin, bon. Mi che sono veneziano e parlo di pittori veneziani, perché ho da andarmi a stravestir?
E difatti il dice, come che Petrarca è scritto in toscano la sola lingua mare, come che i letterati latini, non mi ricordo chi lo nomina precisamente, che ha scritto in latino e guarda che opera che ha fatto, beh mi farò come loro, imito i grandi, scrivo in te a me lingua mare, quella che go parman davvero, quella che non viene solo da qua, ma anche da qua e da qua. Ecco una lingua completa. E poi qua che c'è anche una parte di didattica, che se 10 o 12 opere censie e quindi non solo censie e con la disponibilità di trovare il testo online, perché spesso si è online ma seminai in siti diversi, quindi qua che a te ogni voce che ha su scheda e che a te appunto una breve spiegazione e dove che si cata il testo gratuitamente. E tipo questo di Marco Boschini si cata facilmente su Google Libri, però se uno non sa dove che l'è e non sa che il Gesè, come fai a catarlo? Ecco perché nasce questo piccolo progetto comunque veramente interessante, didattica, una decina di opere sessionali con la proposta di lavorare sopra, una proposta didattica, di una piccola unità didattica per lavorare con la singola opera in diverse materie. Quindi esperienze di insegnamento anche formali da lingua, cioè con l'obiettivo di insegnare la lingua coscientemente, però che sia anche la possibilità di insegnare la lingua in maniera obliqua. Cioè, per esempio, diciamo che il principio che è sempre quello dell'autenticità. Go da creare un prodotto che sia autentico, perché sia significativo, e go da creare, ad avere un processo che sia autentico, che sia di ricerca. Per esempio, guardiamo le canzoni popolari che esiste già, magari. Posso insegnare ai putei a sto testo, con la scusa dell'insegnamento, di insegnare a cantarlo, beh, gli affronta la lingua. E, se poi con quelli un poco più grandi, andare a domandare, ma sta fase qua, se invece di essere singolare fosse il plurale, come venirisse? Ecco come si può andare a manipolare i testi a partire da una roba nota che fa manco paura sia per loro che per gli altri tante volte, no? Bon, e traduzione di canzoni famose, tipo Ciapo, non so, Jingle Bells, o che abbiamo già fatto, Ciapo Jingle Bells, e lo traduso colori, io faccio diventare Le Nadal. Le Nadal, a tutti un buon Nadal. E non capi idea di che contenti chi sei cantarlo. Femo festa, auguri e basi, stiamo in compagnia. Sei un poco bello? Bello, sì. Contrafactum, per esempio, a scuola, a primaria, diciamo, qui di prima elementare, che ha fatto il saggio l'altro dì, praticamente che ha fatto Annina Nanna, Twinkle, Twinkle, Little Star, col testo in veneto. La maestra di musica ha cambiato il testo metrico, quindi quegli accenti sui posti giusti, con il numero di sillabe corretto a seconda delle note. Risultato, i genitori che hanno domandato il testo per chi vuole fargli cantare a casa, perché sì, se lo ricorda, ma vuole farlo vedere ai parenti, al nonno, a nonna, perché non gli era tutti col telefono pronti, no? È stata una roba un po' così. E quindi si può fare come col contrafactum, cioè stegno a melodia e cambio le parole, ok? E se è una roba, insomma, insegnante di musica sa, insomma, le cose che parlo. Quindi, manipolare testi, creare testi di traduzione, creare testi originali nuovi, che può essere poesie, questo chiaramente se fa già, ma soprattutto creare testi che non siano solo poetici. È importante creare testi in prosa, anche, piccole letterine, perché così si affronta l'uso della lingua in tutti i contesti. Ricordandosi che l'uso linguistico, questa è una domanda che vi faccio, cioè secondo voi altri se può parlare in istro-veneto solo di robe che riguarda l'istro-veneto, non si può parlare in istro-veneto della politica estera degli Stati Uniti? Sì che si può, perché la lingua è totti potente, puoi fare qualsiasi roba. E ora non sei che abbiamo da limitarsi a parlare della storia delle buie in Veneto, no, si può parlare di tutto in Veneto, si potrebbe insegnare Napoleone in Veneto, forse magari cambiarissimo idea su qualche roba che ha fatto. Ecco, va bene. In italiano cosa potremmo fare? Filastrocche, cante, favole. Per esempio, se può cattare una favola curta, di quelle di Esopo, per esempio, e se può, in quel caso, tramite studenti più esperti, fare una traduzione in Veneto, in istro-veneto nel vostro caso,
e dopo per farlo diventare ancora un compito autentico, fargli fare i disegni e fargli recitare e fare un video. Cioè non sei che se robe trascendentali, è una roba che costa, mi penso, 3-4 ore, le scoia. A livello di pianificazione, poco niente, più che altro sta che arriva l'aspetto linguistico, perché il prodotto che esita, che viene fuori, sia un prodotto di qualità, ecco, anche linguisticamente. Però è una roba che si può fare, che non solo non costa niente, magari una bella resa. Ecco. E teatro, guardi che aveva anche manifestazione come sotto il palco, quindi là potresti tirare fuori, estrapolare qualche scena e fargli fare ai singoli studenti, no? Intercomprensione, costruire una grammatica dell'istro-veneto negoziandola in base a quanti parlanti che avevi in classe, chiaramente, perché se l'80% non parla istro-veneto si fatica a fare sta roba. Però se l'80% parla istro-veneto può essere interessante creare una piccola grammatica negoziata cosa vuol dire negoziare? Cioè, che parte dalle domande, ma sta roba qua come si dice? Ma se io d'accordo che si dice così, non so, io sentito altri modi di come che si dice questa frase, e anche perché così la competenza la emerge e diventa compito di realtà, compito concreto. CLIL, sai cosa vuol dire CLIL? Content and Language Integrated Learning, di conseguenza, per esempio storia in Veneto, altre discipline e poi servirsi della drammatizzazione, savia appunto creare dei senetti, dei dialoghi, anche là, vedi, la creazione di testi originali. Cioè non so, voglio spiegare la scoperta dell'America. Boh, posso farlo in istro-veneto? Sì. Come lo faccio io? O uno scrive una letterina, o meglio, a gruppi, crea, non so, un testo sulla partenza, e si mette il cappello in testa di che altro, e si veste da fine 400, ipoteticamente, o fa dei immagini, o ciappa i quadri dell'epoca, e se che fa le voci da Drio, no? Se puoi animare un quadro, le possibilità sono infinite. E nessuno può dire che non venirà fuori una roba che sia utile e che solo di tutto, anche questo è importante da capire, fatto su una classe, dopo ha una idea potenziale, un bassin potenziale, dove uno può dire un'altra classe fa una roba somigliante, diversa, e come insegnanti siamo dei piccoli isole che però gada sapere che sei dentro un arcipelago. No, tutte attività di coordinamento orizzontale e verticale serve anche a queste robe qua. E non solo, è robe che viene fatte come l'Istro-Veneto stesso, è robe che viene fatte dagli altri, dopo ecco, e scommissa a proporre a altre persone di attivarsi nella stessa maniera. La gamification, quindi costruire dei piccoli giochi, dei quiz, non so, ecco, fare delle schede dei Pokémon in Veneto, in Istro-Veneto, mettendo a forza, a corassa, e dopo domandando che, per esempio, devo parlare i comparativi. Sto qua, l'è più forte de che ho là. Sta roba va anche per l'inglese, chiaramente, però consente di strutturare una mente che è flessibile, ma che mette anche in opera le robe che sa. E dopo sta roba che serve chiaramente più ampiamente per la sua vita. Ecco, quindi insegnare e imparare, questo dirà il Veneto in generale, ma insegnare e imparare l'Istro-Veneto, adesso la domanda vi faccio altre esperienze, proposte vostre, che la presentazione fin qua si finita, però adesso che parliamo, insomma. Ecco, grazie. Avevi qualche domanda, proposta? Grazie. Ma più che domande, con diverse riflessioni. Allora, Fantastico. La domanda è, voi insegnate lingua veneta nelle vostre scuole? Sì. Come materia opzionale, facoltativa, corso, lingua Domanda obbligatoria? ottima. Allora, i percorsi di Veneto, questi qua, i percorsi linguistici veneti, questi qua, li facciamo durante l'orario scolastico e solitamente al posto, cioè in codocenza, cioè solitamente, vago mi insegnare,
e facemo durante l'orario specialmente delle lettere o eventualmente delle lingue, quindi seconda prima lingua straniera o seconda lingua straniera. Ecco, anche per un equilibrio, visto che fa parte più dell'ambito umanistico che dell'ambito scientifico, no? Cosa facciamo? Per esempio, cito l'ultimo percorso che abbiamo fatto stano in provincia di Vicenza, e abbiamo fatto un percorso di 5 ore, praticamente tutte dentro l'orario dell'italiano, e con compiti da fare, con esercizi in classe, con testi da produrre, e alla fine abbiamo fatto una verifica e il voto della verifica del test finale è stato inserito dentro una materia trasversale di educazione civica, è stata inserita là. Chiaro che, mi permetto di dire una cattiveria forse, se si ritiene a livello attuale, chiaramente il Veneto non può essere insegnato dando un voto del Veneto in Italia, dagli altri ancora non è così, anche da altri, cioè, nonostante che avvia il riconoscimento dell'Istro Veneto, ma chiaramente non esiste la possibilità di mettere un voto de. Però se il Veneto viene considerato un dialetto dell'italiano, a quel punto in italiano si può fare queste robe qua. E comunque ricordatevi che sì, è vero, esiste l'articolo 6 della Costituzione italiana, questo mi parlo nell'ambito nostro, ma penso che grosso modo sia comparabile anche in Slovenia e in Croazia. Esiste la tutela delle minoranze linguistiche, articolo 6, ma in Italia, ma esiste anche la tutela del patrimonio, articolo 9. Quindi nessuno può dire che la salvaguardia di un patrimonio, specialmente nel caso vostro, usare con suo. In Veneto che è la legge della Regione Veneto, per esempio, che definisce la lingua veneta come l'insieme delle sue varietà, che è scientificamente perfetto, legge 8/2007. Quindi è un patrimonio esistente, è un patrimonio censio sostanzialmente, adesso uso il termine sbagliato, esistente anche per l'UNESCO, non è riconosciuto dai stati, legalmente non si può assegnare un voto de Veneto come che si assegna un voto de storia o de region, però se mi creo un percorso didattico sul patrimonio culturale, e in quel caso nostro che sia anche educazione civica, educazione al patrimonio culturale, e il voto appunto sulla conoscenza, un test che va a verificare le competenze sul percorso che si è fatto, è perfettamente possibile, ok? Che questo mi consente di insegnare ad imparare la lingua, insegnare quali sono gli articoli del Veneto che non esistono dell'italiano, per esempio. L'italiano ha 2 articoli maschili e il Veneto che ne ha uno solo. Non dico mia, non so, in italiano si dice il gatto, lo specchio. Il Veneto dice il gatto e il specchio, e è uno solo. Come che go insegnare sta roba qua, e che domando sul test finale, chi è che può dirmi che go insegnare il Veneto, go insegnare la sensibilità linguistica? Tecnicamente è questo. Perché sta persona qua, nel frattempo, che ha sentito che in inglese l'articolo è uno solo. Giusto? E ora, ecco l'approccio comparativo e che il verso è la visione. Che abbiamo da educare la sensibilità linguistica. Da cosa partire se non dalla lingua stessa che dite che è in te comunità dove che te sì? Ecco. E senza considerare, comunque, ricordiamoci, che lingue minoritarie che in Italia, quelle autoctone, il furlan, il ladin e il sardo, sono riconosciute per lei del 1999, ma fin prima, e ancora adesso, tutti i linguisti li definiva dialetti, e che c'è ancora qualcuno che definisse dialetto. Bon, sebbene che sia riconosciuto da ormai 25 anni. Gai manco problemi del Veneto o dell'Istro Veneto, no, come che avevo detto, il ladin ha 5 varietà interne e i in 31.000 parlanti. Ha 5 varietà interne. Che se 2 grammatiche principali diverse. Quindi, insomma, tutto se possibile nell'ambito del possibile. Dopo, chiaramente, un giorno arriverà anche l'insegnamento formale del Veneto. In fondo, fin 60 anni fa non esisteva l'insegnamento del catalano sulle università. E adesso qua a Venezia si può laurearsi in catalano. Che vuol tempo, ma soprattutto ricordiamoci che questa lingua qua ha 1000 anni. Quindi, spazio, voglio dire che ne c'è, robe da fare, robe possibili,
competenze da sviluppare, specialmente se stiamo nella visione ampia delle lingue. Confronto veneto-italiano, confronto veneto-inglese, confronto veneto con altra seconda lingua che sei. Per esempio, nella grafia moderna del Veneto si può fare un bel confronto anche con la grafia del croato, per esempio, o del sloveno. Visto che Azeta in Veneto grafia moderna, Azeta è la stessa del croato. Non è Azeta dell'italiano. Non abbiamo mai pensato. Azeta de Z. La lettera Z in italiano ha due suoni diversi. Razza, z e razza, z. E invece in Veneto Azeta principalmente si adopera per z, zente, za, zo, ze. Ok? È la stessa dell'inglese, è la stessa del francese, del portoghese, del croato, del sloveno e quindi anche dell'albanese, del romeno, dell'olandese e di conseguenza anche quello fa comparazione. Cioè, strumenti veramente tanti. E soprattutto se si spiega anche ai genitori, perché è un altro, chiaramente uno degli assi di riferimento, non solo gli studenti, i colleghi, la dirigenza, eccetera, ma anche ai genitori. In quel momento che si fa capire se significa e se deflaziona i problemi, cioè se spiega che non è iniziativa oggi sarai a favore della lingua chissà cosa, ma neanche oggi sarai contraria alla lingua, se insegna che si tratta di un patrimonio, se fa vedere, se spiega, se significa cosa che è questa lingua, e chiaramente i preconcetti politici in quel tempo morirà da soli. Perché è una questione veramente di aumento della sensibilità. Ripeto, adesso non voglio essere cosa, però tutti i cambiamenti positivi che riconosciamo positivi in questa storia che ha questo sono 30-40 anni, perché diverse generazioni crescesse con una filosofia diversa, con una visione diversa. Ripeto, l'esempio che ha fatto Tamburelli al primo convegno sulla lingua veneta è il voto delle donne. È evidente, sarebbe come che il Veneto non potrà mai essere insegnato perché adesso non l'è insegnato. Sarebbe stato come dire, siccome che le donne non hanno mai votato, non dovrebbe mai votare. È un ragionamento tautologico, cioè, anzi, no, tautologico, un circolo vizioso, visto che allora no. Ma che pena, ti stighi e ti dici no, non perché che sia una motivazione vera. Quindi è ben fatto così. Dopo che si possa addirittura fare di più, sì, si potrebbe fare anche di più, anche senza riconoscimento. Chiaro che, per esempio, radio, canzone, ma non ve lo dico voi altri, perché vi il Festival di Istro Veneto, quindi teatro, canzone. Penso solo che l'Accademia che si occupa della lingua veneta si chiama Accademia da Buona Creanza, nella sua 2013, formalmente 2014, quindi 10 anni fa sostanzialmente. 10 anni fa non abbiamo avuto il coraggio di chiamare Accademia della Lingua Veneta. Perché se abbiamo veramente gli occhi, abbiamo detto sì, sarebbe il nome giusto, però non andiamo da nessuna parte se diciamo Lingua Veneta, 10 anni fa. Adesso, anche i giornalisti che scrive Lingua Veneta, tra virgolette, però intanto ella scrive. E si passa solo 10 anni. E comunque, recentemente siamo stati accreditati come Accademia presso a fornire appunto attività consultiva per la commissione intergovernativa sulla convenzione UNESCO del 2003, quindi un procedimento presso l'UNESCO di stabilire che l'Accademia può dare questa funzione. Siamo la 7ª entità in Italia, in 200 nel mondo. Ecco. E robe che se possibili, perché? Perché abbiamo fatto attività su 4 stati, compreso Slovenia e Croazia, perché ci sono dei partenariati in corso anche con delle università, perché l'università scommesse a occuparsi del Veneto. Insomma, è un procedimento di recupero di una roba che prima di tutto abbiamo che noi non solo sentimo, perché magari sì mi piace sta roba, o sentimo che non mi piace anche. Però non va bene né fermarsi al sento che mi piace, né fermarsi al sento che non mi piace. Bisogna mettere le carte in toia e dire ok, ma se puoi fare, sì. Gli altri lo fai? Sì. Posso fare senza creare grandi casini? Sì. Posso fare facendo una roba buona, che piace, che funziona e che mi fa anche dire ma che bella roba che abbiamo fatto? Sì. E ora si fa, basta. Altre domande? Vado sempre avanti me, Marianna. Dunque, grazie per la risposta. Pertanto, lingua veneta come attività progettuale a scuola durante l'attività didattica è rivolta a tutti
i Sì. discenti Sì. nelle scuole che fa richiesta o in tutte le scuole? Allora. In tutte le scuole del territorio, in tutte le scuole della Regione Veneto? Se dovessimo contare quante chiese, E sorgeria ancora- un'altra e ancora domanda. Chi va? ecco una domanda, se sempre un esterno che entra in Sì. classe e coadiuva Sì. l'insegnante titolare nella conduzione del progetto? Sì, perché? Allora, prima roba, essendo appunto in realtà dei progetti pilota, per verificare fattibilità, feasibility, viability, quindi se è possibile farlo, se riesce a farlo, quali sono i risultati, cioè che siano i risultati di apprendimento, che siano i risultati anche del, diciamo, piacere del percorso, perché anche questo fa parte di un cambiamento, no? I percorsi attualmente vengono somministrati da singolo insegnante che va presso la scuola e, per esempio, stanno, amico, ho fatto 5 classi in parallelo, tutte le classi prime della secondaria. Ok? In realtà, essendo presente in classe l'insegnante di italiano, dopo l'insegnante italiano stesso si forma per poter utilizzare queste competenze successivamente. Perché se dà un quadro della lingua, se dà i rudimenti, se consegna anche un dizionario dove si può dopo lavorare, perché in Veneto, grazie alla Regione Veneto, che si diversi progetti dopo, dove si può partecipare diciamo, in promozione della cultura veneta e della lingua veneta. Però sì, è il docente esterno che arriva. È il passo secondo, che però intendiamo intraprendere, se che vuoi un scatto ulteriore, è quello di formare insegnanti. In modo che sia insegnanti stessi, che invece di fare le lezioni da un'ora e qualcosa per X volte ai studenti, e vengono formati insegnanti, con manco il doppio del tempo, per poter doparare, appunto, avere le competenze per poter fare loro dei progetti, che può essere sia questo, o addirittura fare dei progetti diversi, o gestire direttamente i singoli progetti, perché chiaramente va a far parte della formazione delle competenze dell'insegnante, anche dal punto di vista linguistico. Ecco. Non è sufficiente parlare veneto in qualsiasi varietà, per insegnarlo, chiaramente. Come che non si può ciappare un qualsiasi anglofono e metterlo a scuola e dire adesso ti insegni inglese. Non funziona così. Adesso, per dire una cattiveria, con l'italiano, in emergenza, fatto l'unità d'Italia, non che si era insegnanti, i ciappava i toscani e li semenava dappertutto. Oppure i ciappava chi che aveva studiato qualcosa e li metteva a fare insegnanti. Ma non per questo si era buoni di parlare. Quindi, paradossalmente, insomma, adesso abbiamo una sensibilità anche a massa fina, quasi vorrei dire, rispetto a sti anni. Però è importante che sia una competenza, chiaramente, e quindi una formazione da parte degli insegnanti. Chiaramente siamo a inizi e comunque siamo di lavorare in un ambiente dal punto di vista legale che non li investe su questo. Ecco. Però posso dire che robe pian pianetto se devo modificarsi, se devo cambiare. Mi potessi anche andare avanti, ma ancora una domanda, dopo ti passo il microfono. Sì. Dunque, presumo sia la scuola a richiedere questo tipo di percorso. Solitamente. E la domanda, in linea di massima, qual è la demografia scolastica nelle scuole che richiedi il percorso? Giusto. Allora, essendo che dei costi, solitamente per esperienza sta il singolo comune che ha investito dei denari per fare questa attività. In diversi comuni la scuola ha dato un feedback positivo e il comune, e quindi l'anno dopo ha inserito dentro la programmazione annuale e ha richiesto al comune di finanziare il progetto. Ok? Quindi o parte dal comune, questo perché dico il comune? Perché qua da Niantri, tutta a primaria e a secondaria del primo grado, il primo ciclo, i primi 8 anni, è sotto la giurisdizione del comune, giurisdizione in senso lato, l'amministrazione insomma, del comune. Invece la secondaria e secondo grado tecnicamente sarebbe della provincia, che però le province che sei, non che sei, in Italia, è stata abolie però esiste ancora, ecco. E quindi è il comune con cui si interfaccia, perché il comune solitamente va a approvare, o meglio,
e riceve le richieste del finanziamento da parte della scuola, perché il comune cofinanzia in parte le scuole, e quindi la scuola mette in priorità questo progetto in sede di programmazione e il comune solitamente finanzia quello che viene richiesto. Demografia delle classi. Primariamente, dei posti che è stato fatto, posso dire che era venetofono tra il 60 e il 60-70% dei parlanti, circa. E questo ha consentito di avere delle doppie dinamiche, vedere anche dai test finali studenti di origine indiana, di origine cinese, fare molto meglio sul test finale di quei che tanto mi lieto so. Ecco il discorso, ve lo dico con estrema sincerità, dopo si è passato sotto le mie mani circa, penso, 400 studenti, grosso modo, in questi anni, e una cena costante, dopo che se chi che fa molto bene, per esempio, e dopo sul questionario finale del gradimento, i dice che non si è piaciuto non ha servito a niente, perché c'è comunque un stigma, sia da parte dei veneti, sia da parte dei non veneti e non venetofoni. Quindi delle volte il studente non vede l'ora di imparare questa lingua che tutti parlano e non lo puoi imparare, e quindi delle volte vuoi impararla. Ecco, anche questo è una roba importante da dire. Quando che altri comunque che avevamo un ambiente, una comunità che de suo attende verso il voler parlare, l'abitudine di parlare in te lingua locale, che se non solo sano, ma se normale da sempre, ecco. E chiaramente chi che arriva e che volesse imparare, che impedimo di impararlo, se non si può impararlo. O lo obblighiamo ad andare in cerca dei fregoli per terra, di tendere a reccia quando che sente parlare. Quindi se è una roba bella questa, no. L'alternativa è copare la lingua in modo che non si pone più il problema. Ma dopo, quando che sarà un libro o qualsiasi testo in qualsiasi archivo parrocchiale, qualsiasi roba, e ho catara scritto in veneto, il problema che abbiamo copando la lingua, che abbiamo se poi io sotto il tappeto, e torna fuori. Perché i miei anni di lingua non ti scondi sotto il tappeto. Qui copare anche a tutti i parlanti, ma la lingua resta là. Quindi l'aspetto demografico sì, ecco un'altra roba che ho visto, la competenza linguistica, il parlante, anche giovane, e ha delle competenze spesso confuse. E in tal senso che magari sa tutti i numeri fino a un certo punto e dopo, oppure conosce tutti, non so, è in grado di dire tutti i dì della settimana, però domenica lo dice domenica, oppure dice venerdì, però tutti gli altri dice lunedì, martedì, mercoledì, so che altri dice venerdì, lunedì, martedì, ecco, ma provando in cerca sui testi un po' più vecchi, cose che si era scritto, ecco. E come il discorso di bilancia e balanza, no? A un certo punto bisogna anche depurare la lingua dalle contaminazioni, ripeto che si fa in tutte le lingue questa roba qua, pensate che l'inglese è strapieno di parole del francese, perché la dominazione normanna è avanti così. Ecco, però finché si può lavorare sulla lingua lavoriamo del meglio possibile. Ho risposto abbastanza? Mi volevo solo dire brevemente cosa che in Istria, a Pola e nelle comunità, soprattutto degli italiani, cosa che si fa nei circoli. Le scuole, noi abbiamo un problema di base, tutti quanti, adesso tutti probabilmente dirà di sì. Abbiamo Fioi che parla poco, parlo della bassa. Ancora il buiese si salva, però abbiamo fondamentalmente il problema che Fioi parla poco l'italiano e parla poco anche il dialetto. Dunque, quel che noi abbiamo a disposizione, a parte le scuole, abbiamo una ricchezza secondo me immensa, delle possibilità grandiose che sono le comunità di italiani, dove che nessuno vieta alle comunità, ai circoli di organizzare momenti di incontro dove che i fiori delle scuole viene una volta al mese, una volta alla settimana, ogni 2 mesi, cosa sono, come che si mette d'accordo. Per esempio a Pola si è fatto e si farà di nuovo i laboratori teatrali in Istro Veneto, dove che abbiamo la fortuna di avere un'attrice che ha esperienza anche come pedagogo teatrale e che la ha in Roma 12, 15, 16 fioi
e se fa teatro in dialetto, tanti di questi fioi non l'ho mai sentito. E che impara là le prime parole. Che se fioi non italiani che viene nelle nostre scuole e che vuole imparare il dialetto, perché gli interessa, perché senti quei pochi che lo parla. Che dicevamo prima, no? E lo fa. Quel che abbiamo fatto invece in seno al progetto della tutela e valorizzazione dell'Istro Veneto, i primi passi che si è fatto, a parte il festival che ha i concorsi letterari, video, dove che avevamo veramente le scuole che aderissi, abbiamo fatto la traduzione prima dal croato all'italiano di una storia, di una favola famosa che è la Casetta del Riccio, durante dei laboratori al Festival del Libro per Ragazzi di anni in Drio si è fatto la traduzione dal croato all'italiano, dopodiché si è fatto le illustrazioni nuove per questo albo in italiano, dopodiché lo abbiamo tradotto, lo ha fatto la nostra bubola, in dialetto e si sta creando un fumetto che viene pubblicato, di nuovo che abbiamo la fortuna di avere un mensile per ragazzi della nostra casa editrice Edit, e adesso se fuori, penso venirà fuori il terzo episodio. Dunque, se fa dei passi per avvicinarvi ai fiori, non solo, ma abbiamo anche usato lo storytelling, che è una forma che si usa molto oggi, ecco, molto attuale, molto che piace tanto ai fiori, di nuovo sulla Casetta del Porcospin, sempre in dialetto, lo abbiamo fatto a Buie, per i fiori di Buie di Citernova, lo abbiamo ripetuto di nuovo quest'anno al Festival del Libro per i fiori, dove che abbiamo messo in piedi per la prima volta sto anno l'angolin dialettale, dove che tutte le attività, angolin dialettale, dove che tutte le attività che si è fatto con i fiori dall'asilo alla scuola elementare sono state fatte in Istro Veneto. E piasi, c'è tanto cosa fare, però mi penso che noi, avendo le comunità, possiamo assolutamente sfruttare, se avere le persone, se avere un po' di soldi, e la formazione delle persone per sapere cosa che fa. Esatto. Mentre solo che finisce quel che lei leggeva prima, le canzoni, le traduzioni, è tutte robe che noi possiamo fare. Però, soprattutto con i fioi picci. È un passaggio in mezzo. E il primo passaggio è la formazione. Giusto, sono d'accordo. E il secondo passaggio è la scuola è un posto formale che cambia il status percettivo della lingua. Perché il circolo, la comunità, è, tra virgolette, passiamo il termine facoltativo, no? Cioè uno può partecipare, so che altri è particolarmente partecipare, e quindi è anche esponenziale di una comunità che si ciappa cura del patrimonio, e questa roba è meravigliosa, questa roba qua non esiste. Bon. Però è anche vero che tante volte l'ostacolo non è gli studenti, non c'è neanche le forze, non c'è neanche le idee, perché come insegnanti che abbiamo il Vulcan che lavora sempre, e tante volte c'è il timore che, specialmente da parte dei genitori, che sia delle resistenze, e delle volte che c'è davvero resistenze. Ok. Quindi, una roba che mi invito sempre a fare, anche sulle scuole dove che dopo vado a fare questi percorsi, e però non viene capita sta roba, non l'ho mai fatta, è un incontro con i genitori e con tutti gli insegnanti di altre materie per fare, adesso sparivo il coso, per significare e deflazionare. Perché se entriamo in quell'ottica che siamo veramente convinti che sia un patrimonio, che sia utile, eccetera, adesso vediamo se, no aspetta che torno indietro con questo, cioè se, dove avevo messo? Qua. Significare, deflazionare dai pregiudizi positivi e negativi, perché se no sembremo sempre da parte. Se invece si vede che il progetto è intelligente, il piace, il funziona, ha un valore, chiaramente i timori si deflaziona di fronte al dato di fatto. Però bisogna fare un passaggio di formazione, possibilmente di tipo ufficiale il più possibile, e soprattutto che il lavoro sia, non dico fatto a scuola, ma guidato da scuola, dove che sia competenze di chi che sa insegnare, okay? Sia in maniera diretta con l'insegnamento formale, sia in maniera indiretta con sto tipo, anzi è sempre insegnamento in realtà, però in maniera indiretta con sto tipo di attività qua.
E a seconda roba, a terza roba, se de pianificare in maniera coordinata il più possibile, in modo che i lavori che vengono fatti su un posto possa essere messi a sistema, che sia una modalità di raccordo, in modo che le best practices che uno riesce a maturare dopo esperienze, dopo gli errori, e possa essere portate. Possa essere delle altre idee, per esempio, una delle robe che Niati ne domanda che non siamo ancora stati in grado di fare è se di mettere online dei piccoli cartoni animati, delle piccole storiette, magari contate proprio dai studenti stessi, magari quei un po' più mesteri con la pronuncia, ad esempio, più corretta possibile, ecco, della varietà. E perché questo? Perché adesso penso che sia anche da gli altri così, quante volte i nonni o i genitori muoiono al boccia davanti il telefonino, eccetera. Se puoi mettere che un canale dove calcata dentro tutte storiette in Istro Veneto e uno suona a scuola e fa, non so, la volpe e l'uva, so che altra, può essere anche piccole favole, può essere delle storiette, così, perché da piccoli non è insegnamento formale, l'acquisizione, e da piccoli si intende prima che ne arriva a scuola, l'acquisizione la sei, diciamo, inconsapevole, però entra dentro per ripetizione, per sentire, e sta roba pian pianetto consente anche di arrivare, adesso per esempio questo, per concludere il punto, qua dentro queste robe che mi non insegno, è un manuetto abbastanza completo, fatto apposta perché se uno sta a casa e può recuperarsi le robe, vedi qua che se i numeri, descrizione, i colori, i membri della famiglia, eccetera. Ma l'è fatto perché questo qua ogni studente riceve il suo, ok? Dopo si porta a casa. E quindi i genitori che siete curiosi, e voi giustamente sapere cosa che si deve fare in classe con questo progetto, e da confrontarsi con qualcosa di strutturato, sistematico, fatto da delle persone formate che sa quello che si deve dire. Se invece si fa solo l'attività, il progetto in sé, senza un momento di corresponsabilità educativa con i genitori, diventa costruire un ponte che si ferma a metà dell'arrivo. Bisogna completarlo con la coscienza linguistica da che altra parte, che si attua solo coinvolgendoli anche in fasi di pianificazione. E dopo dando che, come dire, la serenità che da Dio che se studi scientifici, cioè, come che niente sappiamo che applichiamo storytelling, che abbiamo letto letteratura o che comunque saremo formati in qualche maniera con dei corsi, eccetera. So che a modalità là, non so, voglio fare il caviardage, però vuoi essere in grado di farlo il caviardage, no? Ecco. E come che niente, diciamo, quando abbiamo fatto questi corsi, proponemo questo tipo di attività, qua la stessa roba. Cioè, bisogna far vedere che le persone che si attiva, le persone che si coordinano con altri, e che ha una formazione di base, oltre che delle competenze linguistiche. Ecco. E, quindi l'invito è a continuare e anche però a rinforzare, anche come gruppo di lavoro. D'altronde ormai si lavora per gruppi su tutte le scuole, è un piccolo gruppo di lavoro sull'Istro Veneto, perché no? Ecco. Anche per istituzionalizzarlo come gruppo. Ecco. Grazie a voi altri. Microfono, se no non si sente, mi dice della regia, mi dicono che abbiamo passato le 18, ma l'ultima brevissima. Sì. Nella cartina 2 si ripeteva con la geolocalizzazione delle varianti del Veneto, Istro Veneto, c'è anche il Quarnero giustamente. Mi interessava la domanda che noi a casa nostra che ne torniamo su spesso e volentieri, ecco, è il puntin là su fiume. Una variante d'Istro Veneto se rifà il puntin proprio sul fiuman, ovvero il fiuman viene ritenuto nella famiglia dell'Istro Veneto o secondo lei il fiuman è un'altra cosa? Allora, non ho con più studi specifici, quindi la risposta che do è assolutamente sentimentale, nel senso che conoscendo tramite l'Istro Veneto parlanti fiuman posso dire che l'atmosfera linguistica è la stessa, però non ho avuto dei contatti così diretti e soprattutto sistematici da rendermi conto della grammatica implicita che c'è dentro.
sa con l'istro veneto che se de diversità, per esempio, non avevi il condizionale. Se mi potessi venissi. Avevi il doppio consuntivo come in tedesco, come in napoletano e in latino. Non avevi il condizionale forma con l'infinito P. In italiano il condizionale si forma l'infinito P passato remoto, lui canterebbe, cantare più ebbe, passato remoto deve avere, infinito del verbo principale più passato remoto deve avere. In Veneto invece si forma come in spagnolo, come in tutto il resto del Veneto, in spagnolo, in francese, in catalano, in portoghese, e si forma con infinito P imperfetto, non passato remoto del verbo avere. Mi cantaria, in spagnolo lui il cantaria, eli cantaria in portoghese, el cantaria in spagnolo, il chanterait in francese, quindi è uguale, il condizionale del Veneto, a parte il vostro, e se compagno. Cosa vuol dire? Che gli altri probabilmente sarà l'istriotto, che è sotto, o addirittura un rilassamento sulla struttura del latino. Questo non lo so, bisogneria domandare proprio a chi che ha studiato non solo come che sia la lingua, perché si studia la statica della lingua e si può insegnare senza conoscere la storia della lingua, diciamo. Capire perché è così, tante volte anche il Veneto stesso che aveva il passato remoto fino a 500 anni fa, adesso non SP, il passato remoto, il perfetto del latino, no? Ecco. Quindi questo tipo di studi si assa solitamente ai storici della lingua, però il fiumano stesso bisogna dire che quando che c'è una varietà che non si capisce bene se può stare di qua o può stare di là, magari riduttivo dirlo, però alla fine anche nel lessico delle convenzioni internazionali i diritti linguistici sono diritti non di esistenza della lingua in sé, ma diritti soggettivi dei parlanti di portarla avanti. Quindi se i fiumani dicono no, neanche parliamo istro veneto, è vero che scientificamente non c'entra niente, però in tel tempo, in fondo le lingue che neanche parliamo adesso, perché i triestini adesso parla praticamente l'istro veneto che si importa dall'Istria, quando che infine all'inizio dell'Ottocento parlava il terzestin, che non era veneto. Perché? Perché loro che ha fatto una scelta che non c'entra niente con la scienza, una scelta di comunità. Se i fiumani viene al Festival dell'Istro Veneto, dal punto di vista della pianificazione linguistica, anche sta roba ha un senso. Paradossalmente anche a prescindere da cosa che linguisticamente c'è. Però, ripeto, sul piano scientifico, tipo eosico-linguistico, geneosico-linguistico, adesso un po' come mano, specialmente avendo visto diciamo, l'istriotto, e avendo visto che tutto sommato ha tutta questa diversità col Veneto, se non altro mi ricordo che le robe più importanti che abbiamo rilevato è di tongation, che è straordinariamente difficile da capire a primo colpo, ma d'altronde il Veneto è più comprensibile di altre lingue. Se mi domandasse quali sono le 3 varietà neolatine più comprensibili a Reccia, l'italiano, il spagnolo e il veneto, perché sono le uniche 3 lingue neolatine tra tutte quante che ha solo vocali esterne, che non ha nasai, che non ha vocali turbae e che ha poche di tongation, poche ben. E quindi non ha u, e, on, portoghese. Il portoghese è il compagno del spagnolo dal punto di vista grammaticale, anzi posso dire che il veneto è più diverso dall'italiano che non il portoghese dal spagnolo, senza dubbio. No, a livello grammaticale. Dopo, appena che ti arrivi sulla pronuncia, il portoghese è inintelligibile perché queste robe qua è che ti manda completamente fuori de bain. Stessa roba, l'istriotto è faticoso da capire e a volte anche da leggere per l'intensità dei ditongation, che invece il veneto non ha, e altre lingue perché ha i vocali nasai, i vocali turbae, come il francese per esempio. Ecco, però ripeto, vale la pena andare a indagare, sì, da che altro lato, purché anche là il fiuman, purché fai qualcosa, l'importante è che iscomissie, anche per studiare localmente, perché non si può salvare una lingua all'insaputa dei parlanti. Ecco, quindi come ipotesi di lavoro partimmo pensando che sia istro veneto e dopo Rioman studiando andremo a vedere le carte. Ecco. Abbiamo finito con le domande? Okay. Gavio finì o sì o finì? Gavemo. Sì. Sì,
Trucca il bottone. Ok, allora Alessandro, grazie mille. Grazie, Mi guarda. vengo divertito come ogni volta, è come la prima volta con te. Dovremmo fare che conoscere Gaetano Bencis, no? Beh, adesso che vengo al di 7, quindi... Ecco, se conoscerei, quindi molto interessante, ti ringrazio sia per la disponibilità sia per tutta questa condivisione, così come mi ringrazio anche tutte voi colleghe che siete state buone, pazienti e attente. Prima di fare ancora 2 ringraziamenti e dire alcune robe, volevo dirvi che avevo pensato a questo seminario in accordo anche con la nostra consulente Gianfranco Asciuran in una maniera completamente diversa e volevamo che sia una sorta di premio, riconoscimento specialmente per noi che partecipiamo tanto a tutti i concorsi e tutti i bandi che ne viene fuori, mi so come c'è, che sei molto attive, tutte voi che siete presenti, quindi che abbiamo un momento anche di imparare qualcosa, ma anche un poco di svago e di parlare tra di noi, perché molto spesso ne manca questo, no? Anche ciaccolare e condividere esperienze, ma purtroppo si andrà come si andrà, nel senso che noi abbiamo pensato una roba e ci viene fuori un'altra, ma penso che va bene lo stesso. E ringrazio per prima roba ancora Davide, grazie tante che te ne ha accolto, accompagnato, organizzato la barca e un bel applauso per questo bel ragazzo. E quindi mi te prego Davide domani di estendere anche a tutte le altre colleghe tue e ringraziare per la disponibilità di oggi, grazie, anche il Presidente ovvio. E adesso per ultimo vi presento la nostra guida di domani che è un veneziano vero, è vero? Si può dire così? Alberto Montagnier, che domani starà con noi, che oggi non facciamo svelare troppe robe, però è giusto che le vedi che bello metto che ho trovato. Sì, domani faremo una passeggiata per Venezia, vi invito scarpe comode, spero che non vi dà fastidio a camminare perché sapete che per Venezia bisogna camminare, vi faccio vedere un po' di robe, spero che troverete interessanti. Vi caerei proprio all'interno del veneziano, proprio perché andremo anche in zone non quelle centrali da turisti, ma andremo quelle popolari che è il poco che è rimasto. Vi farò vedere delle particolarità, ma sentirei soprattutto la parlata, quella famosa aereo rodovada di Marghera, che con me, e vi cae all'interno un po' della venezianità, del vivere quotidiano di Venezia, e spero che sia un'esperienza per gli altri interessante. In mezzo che c'è l'Adriatico che ne divide, ma vedrete che domani l'Adriatico sarà molto stretto. L'acqua è quella e fra Istria e Venezia siamo uno di fronte che altro. Grazie, ci diamo appuntamento a domani mattina. Grazie. E adesso voi siete